Questo è il nostro viaggio attraverso il Novecento. I fatti, i personaggi, le musiche e le danze che hanno scandito il vivere di chi ci ha preceduto. Il XX secolo si apre nel segno di uno spensierato ottimismo, ma anche di forti contraddizioni. Passeggiando per le vie cittadine, diretta verso un parco poco distante dalla mia sontuosa dimora, rifletto. Credo che le cose non possano andare meglio di così. Le città sono illuminate, abbiamo le acque correnti e varie possibilità di svago per il tempo libero. Sono nata nell'epoca in cui tutti vorrebbero vivere. Nel 2022. No, nel 1905. Sono una ricca borghese. Essere una donna borghese è come vivere in un sogno. Fortunatamente sono nata in una famiglia alquanto benestante. La scorsa settimana sono andata per la prima volta al cinema. Che impressione, il treno sembrava vero. Trascorro il tempo con piacere, rilassata nella mia grande vasca da bagno circolare che si trova nella mia stanza. Me la faccio riempire dai miei fedeli domestici con dell'acqua tiepida decorata da fiori freschi. La mattina provo piacere nell'indossare il vestito più vicino alla nuova moda. In periferia gli operai vivono in condizioni pessime, ma che ci posso fare? Ero un contadino che abitava nei bei campi del Pavese. Prima lavoravo all'aria aperta e vivevo in una bella cascina dove anche i miei bambini potevano correre tra campi e cercare fiori. Mi è dato via il Parun e sono arrivato qui, a Milano. Fatico 16 ore al giorno, maledetta luce elettrica, in condizioni dir poco schifose. Oggi, pur avendo lavorato sodo per tutto il giorno, non sono riuscito a guadagnare quanto basta per sfamare tutta la mia famiglia. Ogni singolo giorno spero che i miei figli abbiano un futuro migliore del mio. Sento la musica della sala da ballo, la gente che ride. Percepisco un senso di felicità da parte delle persone. Invece, l'unica cosa che sento in me è la stanchezza che prende sopravvento. Potremmo mai avere un futuro? Ora, se non vi dispiace, la mia pausa da lavoro di 10 minuti è finita e devo scappare. Arrivederci. Tutti i nodi vengono al pettine in quel 28 luglio del 1914, quando, trascorso un mese dall'attentato di Sarajevo, l'imperatore d'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Certo, non immaginava quanto diverso sarebbe stato questo conflitto da quelli precedenti. 74 milioni di soldati, decine di nazioni coinvolte in tutto il mondo, 9 milioni di morti, la vita di interi popoli stravolta, 3 grandi imperi, compreso il suo, annientati. Sono il Piave, anzi, la Piave, come dicono qui. Quell'anno i contadini che lavoravano lungo le mie sponde non parlavano d'altro. Bisogna entrare in guerra, ma no, non è necessario. Meglio restare neutrale. Ma la guerra quando mai ha portato ricchezza ai contadini? Quel 24 maggio del 1915 li avevo visti passare, migliaia e migliaia di soldati, coi loro tenenti, caporali, comandanti, petto in fuori e testa alta, fieri di servire la patria, di liberare Trento e Trieste. Nel novembre del 1917 li ho visti ripassare. Altre facce avevano i generali, sul loro volto l'onta della sconfitta, ma su quella dei poveri fanti le immagini della morte, di cuori distrutti, impazziti. Ma la guerra, quando ha mai portato ricchezza al soldato semplice? Eppure sono riusciti a fermare il nemico, loro da una parte e gli altri dall'altra, io in mezzo a tanta sofferenza. Hanno fame, miseria, e il pensiero della casa lontana, in Sicilia, in Austria o al di là dell'oceano,
poi la grande offensiva, la vittoria, la pace provvisoria. Meglio ora, sopra il ponte dell'autostrada passano, con l'autocarica di valigie, festanti turisti delle targhe più esotiche. Vanno a godersi quel bel mare italiano che non ha la loro bandiera, ma che sa parlare anche la loro lingua. Willkommen! Nel 1923 Mussolini ottiene i pieni poteri ed istituisce 2 nuovi organismi: il Gran Consiglio del Fascismo e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, legalizzando e istituzionalizzando gli squadristi. Nell'aprile del 1924 gli italiani votano per eleggere una nuova Camera, con una legge che favorisce la lista più forte. I fascisti ottengono la maggioranza assoluta. Le operazioni elettorali si svolgono sotto il segno della violenza e del sopruso. Matteotti, deputato socialista, viene rapito e ucciso per aver denunciato alla Camera le gravi irregolarità commesse. La strada è ormai aperta alla dittatura. I deputati dell'opposizione sono dichiarati decaduti. I partiti politici vengono sciolti. Viene istituita una polizia segreta. Vengono aboliti i sindacati e il diritto di sciopero. Con abilità, il duce riesce a conquistare l'opinione pubblica, con alcune campagne popolari, come la bonifica delle zone paludose e la battaglia del grano. Mussolini controlla fortemente radio e giornali, che diventano gli strumenti principali della propaganda. Per creare un clima disteso si serve abilmente della musica. Maramo, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramò, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Quella firmata a Parigi nel 1919 era un accordo di pace, una tregua o una nuova dichiarazione di guerra? Sta di fatto che, con l'invasione della Polonia il 1 settembre del 1939, l'Europa ripiomba nell'incubo. Scontri, bombardamenti aerei, distruzione e genocidi. Bertolt Brecht, la guerra che verrà. La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente. Alle fronde dei Salici, Salvatore Quasimodo. E come potevano noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio, crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei Salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. 2 giugno 1946, la nascita della Repubblica Italiana. Il 2 giugno del 1946 il referendum istituzionale premia le forze repubblicane, lasciando in minoranza la parte che sostiene la monarchia. Con il contributo delle donne, l'Italia saluta per sempre la monarchia sabauda. Il 1 gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3.
tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso. Ha 3 bande verticali di uguali dimensioni. Con fatica e forte volontà l'Italia si risolleva. Parte l'industrializzazione del paese, crescono i consumi anche di beni che fino ad allora erano privilegio di pochi. Attraverso la nascente televisione italiana, nuovi prodotti entrano nelle case degli italiani. Buongiorno, baronetto. Lei sta bene, donna Adele? Non c'è male, Emanuele. Come mai questa guisa? Sembra proprio una divisa. Ma davanti al mio cancello non ha visto quel gioiello che nel mondo fa scalpore? L'automobile a vapore? Non vorrà farmi pensare che lei va su quell'affare. Perché no? Ho la patente, so guidare perfettamente. Anzi, baronetto, vuol far come un giretto? Che dice? Sono sicuro, dopo 1 metro andiamo al muro. Il barone Candelora, che correva a 20 all'ora, ha investito un calessino e ha investito il vetturino. Io però guido lo stesso perché marcio col progresso. E io invece disdegno quel volgare marchingegno. Ma vuoi mettergli che lei un fastoso tiro 6? L'auto va a motore a scoppio, di cavalli ce n'è al doppio. Ullala, dove sono? Di vederli non son buono. Spiritoso e incompetente, del motor lei non sa niente. La sua forza è concentrata e sta dentro la testata. È per questo che va forte. Proprio come il suo consorte. Spiritoso e incompetente, se non la smette, queste rare statuette gliele spacco sulla testa. Pilotastra. Conservone. I signori sono serviti. Baronetto, le hai gradito? Chiedo venia, devo uscire e non posso favorire. Non gradisce il panettone? Sì, si è fatta a È perfezione. un prodotto d'Alemagna. Ullala, ma è una cuccagna! Delizioso, donna Adele! Per fortuna, Emanuele, che i suoi gusti sono squisiti. I signori sono serviti. Preparato con materie prime purissime e genuine, il panettone Alemagna, squisito e fragrante, è inconfondibile per la sua qualità superiore. Alemagna, una produzione di alta classe. Boom è la parola chiave degli anni 60. Boom economico, edilizio, ma non solo. Boom come scoppio, distacco, frattura. È ciò che è successo tra le generazioni. Per centinaia d'anni i figli erano stati uguali al loro padre. Stesso lavoro, stesse abitudini, stesse prospettive. Le nuove generazioni, invece, Hai vista quella? Ma ti sembra il modo di andare in giro? Sì, le gonne sempre più corte. Ogni anno tagliano un pezzo di stoffa. Che vergogna. Non bastava le gonne al ginocchio. Adesso anche sopra dicono che è la moda. E li hai visti ballare? Si muovono, ondeggiano come delle anguille. Chissà dove andremo a finire. Che mondo possono costruire questi?
Nel continente nero, Balabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, balabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'alligalli, alligalli, alliga. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Quello più basso è alto 2 metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite qua giù. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, esiste parola di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'alligalli, alligalli, alligalli. Quando tutto sembrava bellissimo, a un mese dal nuovo decennio, il 12 dicembre 1969, una bomba scoppia nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano. Da quel momento in avanti l'Italia vivrà più di un decennio di violenza terroristica. Le Brigate Rosse, dopo la campagna di sequestri di uomini legati alle fabbriche, rapiscono nel 1974 il magistrato Mario Sossi, mentre le sigle di estrema destra nello stesso anno compirono le prime stragi, come quelle dell'Italicus e di Piazza della Loggia. Vogliono imporre con la violenza le proprie idee politiche. Ma quali idee vogliono uccidere? Non si vince l'egoismo mostruoso che stronca la vita se non con un supplemento di vita, se non con un supplemento di amore, se non contrapponendo la capacità di dare la vita per il sostegno e la difesa degli inermi, degli innocenti, di chi vive in una insostenibile situazione di ingiustizia. Non si vince questo egoismo se non riscoprendo il valore di ogni uomo. Vittorio Bachelet, docente di diritto, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ucciso 12 febbraio 1980. Giovanni Bachelet, il giorno del funerale del padre, prega così. Preghiamo per il nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga, per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, per tutti i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi, nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade, continuano in prima fila la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta di morte degli altri. Contemporaneamente la Sicilia è attanagliata da una grande piovra, da un antistato, la mafia. Nel dopoguerra la mafia è ancora chiamata onorata società. Si occupa di terre difendendo gli interessi dei grandi proprietari terrieri e uccidendo soprattutto sindacalisti. Solo alla fine degli anni 50 gli interessi mafiosi si spostano sui grandi appalti edilizi, ma per lo Stato la mafia non è ancora un'emergenza. Solo negli anni 70 si inizia a prendere coscienza del problema. Stragi, uccisioni, dolore, silenzio, omertà, malaffare. Non c'è coordinamento nella lotta a tutto questo e chi cerca di organizzare l'antimafia viene ucciso. Inizia la stagione degli stragi degli uomini dello Stato, eroi che danno la loro vita per la legalità. Emanuele Notarbartolo, 1834, banchiere.
Giuseppe Impastato, 1978, giornalista. Giorgio Ambrosoli, 1979, commissario liquidatore. Piersanti Mattarella, 1980, politico. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1982, prefetto di Palermo. Rocco Chinnici, 1983, procuratore capo di Palermo. Mario Taprassi Salvatore Bartolotta, poliziotto di scorta di Chinnici. Antonino Cassarrà, 1985, vicequestore di Palermo. Beppe Montana, 1985, squadra mobile di Palermo. Giuseppe Insalaco, 1988, sindaco di Palermo. Rosario Livatino, 1990, giudice. Libero Grassi, 1991, commerciante. Rocco Di Cillo, Vito Scafani e Antonia Montinaro, agenti della scorta di Falcone. Francesca Morvillo, moglie di Falcone. Giovanni Falcone, 1992, magistrato. Paolo Borsellino, 1992, magistrato e la sua scorta. Don Pino Puglisi, 1993, sacerdote. Cosa resta di Falcone, Borsellino e degli altri? Il grido dei giovani nelle strade di Palermo. Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe. Non sono morti invano se le loro idee camminano con i nostri piedi. Sta a noi rispettare la legalità ogni giorno. Il secolo si chiude nel segno della speranza. Il 7 febbraio viene approvato nella cittadina di Maastricht un trattato economico e politico che sancisce la nascita dell'Unione Europea. Così si conclude questo secolo che si era aperto con lo scontro tra gli stessi stati, che oggi si uniscono sotto la bandiera dell'Unione Europea.